Veneto, un territorio ricco di bellezze, ma allo stesso tempo molto fragile, che la Regione salvaguarda con politiche ambientali attente ed interventi mirati alla sua sicurezza. In Veneto abbiamo oltre 9.000 frane censite e con esse dobbiamo imparare a convivere. E per questo gli enti pubblici, in primis la Regione, hanno il compito e l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio e conservare tutto quello che sta a valle rispetto alle frane, da insediamenti abitativi ai corsi d'acqua, onde evitare che vengano ostruiti. E quindi l'obiettivo della Regione è quello di preservare l'incolumità pubblica, ma anche il patrimonio naturale che c'è su tutto il nostro territorio. Abbiamo affrontato questi interventi con varie modalità, spesso anche innovative. Penso all'intervento che sta alle mie spalle, ma anche ad altri, quello di Perarolo di Cadore, con l'utilizzo della dinamite e con l'intervento di Danilo Coppe, e quindi noi seguiamo qualsiasi strada possibile e immaginabile per ridurre al minimo il rischio per la popolazione. Nella nostra regione sono censiti 9.476 movimenti franosi, determinati da numerosi fattori naturali. Fondamentale proteggere il territorio e le persone che lo popolano. Le briglie sono delle opere idrauliche che facciamo lungo i corsi d'acqua. La briglia classica serve per regolamentare la pendenza e quindi limitare l'erosione in genere del torrente, mentre le briglie selettive servono per fermare le colate detritiche, che è un evento che si sta verificando sempre più spesso. Si possono filtrare e dimensionare i materiali che devono transitare attraverso la griglia e quelli che invece si devono fermare. Perché diversi tipi di briglia filtrante? Perché dipende molto dal tipo di materiale che abbiamo a monte e dal tipo di corso d'acqua che abbiamo a valle. Alle volte dobbiamo fermare tutto il materiale, alle volte invece abbiamo interesse a fermare solo il materiale grosso, mentre quello più sottile, la sabbia e il materiale di dimensioni più ridotte, deve continuare a scorrere, facendo così anche un'azione autopulente. Regione Veneto, sicurezza sempre al primo posto.